Amici telespettatori, ciao a tutti, siamo nella rubrica dei messaggi d'amore e questa sera vi voglio presentare una ragazza che purtroppo ha avuto una storia con un ragazzo e si sono lasciati e questa sera è qui per cercare insomma di far pace con il suo ragazzo. Ciao, tu sei? Rita, Rita, quanti anni hai? 18. 18. Raccontaci, com'è successo questa lite col tuo ragazzo? Niente, in poche parole, visto da 2 settimane che lavoro in questo ristorante, lui per la forte gelosia, perché la paura che io do confidenza molto ai miei colleghi, visto che come può vedere sono tutti maschi. E questa cosa lui non la sopporta perché lui vorrebbe che io non lavorassi, perché visto che faccio sto mestiere lui questo non lo sopporta. E niente. Non sopporta che tu lavori? No, completamente, soprattutto in questo ambito. Sì. Non lo sopporta. Ma da quanto tempo è che siete fidanzati? Cioè che eravate fidanzati? Pochissimo, 4 mesi, non è che sono tanti, però in questi 4 mesi sono stati molto intensi, cioè, mi sono molto affezionata a lui. Abbastanza. Ti sei praticamente innamorata? Sì, È scattato il colpo di fulmine e quindi... Sì, devo dire. E ora invece da quanto tempo ti sei lasciata? 3 giorni. Solamente 3 giorni. E stai cercando con Strano Amore Siciliano insomma di poter riappacificarti, giusto? Sì. Allora, noi ti diamo la possibilità stasera di fare un videomessaggio che lui tranquillamente, il tuo ragazzo, vedrà in televisione e quindi ci sarà la possibilità teoricamente che il tuo ragazzo, vedendo questo videomessaggio, possa ritornare di nuovo da te, ok? Allora, lì c'è la telecamera, ok? Fai il videomessaggio d'amore per... come si chiama il tuo ragazzo? Francesco. Per Francesco. Niente, volevo dire semplicemente che lui di me non si deve completamente preoccupare, che sono una ragazza abbastanza, cioè con la testa sopra le spalle, questo non si deve preoccupare, che l'uomo da morire, siccome visto che lui è partito, mi ha lasciato qui e se n'è andato, cioè vorrei dirgli solamente che deve tornare e basta che mi manca da morire e che lo amo tanto, punto. Va bene. Altro? E nient'altro, poi tutto il resto già lui lo sa. Ok, bene amici. Abbiamo sentito il videomessaggio d'amore che... come ti chiami? Rita, Che Rita ha mandato per il suo ragazzo che si chiama? Francesco, Che si chiama Francesco. Francesco quanti anni c'ha? 19. 19. Mentre tu 18. Sì. Va bene, bene amici. E salutiamo Rita con la speranza che possa tranquillamente riconciliarsi con il suo fidanzato. Speriamo. Ciao da Alberto, ciao da... Rita. Ok amici, a dopo, ciao. Oh yeah!